Bisogni previdenziali in un quadro normativo che cambia, giovani e pensione, quale educazione alla previdenza? Quanto mai attuale l'incontro organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con Solidarietà Veneto il 28 maggio. Argomento strategico, dato che, secondo una recente indagine, meno del 70% degli italiani conosce la materia previdenziale. In un paese in cui la conoscenza del sistema previdenziale, intendendo per sistema previdenziale non soltanto le pensioni ma anche l'assistenza sanitaria, il modo di sviluppare anche nel complesso l'occupazione, ecco, in un paese in cui c'è poca conoscenza, noi con questa iniziativa, che è collegata un po' con la giornata nazionale della previdenza che si è svolta adesso a maggio, cerchiamo di aumentare il tasso di consapevolezza, di istruzione e di formazione. Solidarietà Veneto, fondo pensione, fortemente radicato nel territorio, vicino alle esigenze dei lavoratori. Già come fondo abbiamo iniziato da un paio d'anni a fare iniziative in accordo con le scuole per un'educazione previdenziale dei giovani, perché ci siamo accorti che praticamente i giovani non hanno conoscenza del sistema previdenziale, né pubblico né privato, ma soprattutto non hanno capito che le condizioni pensionistiche che troveranno loro saranno molto diverse da quelle dei loro genitori e che quindi per avere una vecchiaia decente devono cominciare praticamente a porsi il problema adesso, non quando saranno vecchi. Abbiamo da tempo posto in essere delle iniziative di carattere informativo. Tutti gli aderenti ai fondi pensione conoscono tramite il cosiddetto progetto esemplificativo, hanno la possibilità di avere una stima della pensione complementare attesa. Ci auguriamo che anche per la previdenza di base, per la pensione di primo pilastro, presto si possa avere la cosiddetta busta arancione alla svedese, che consente quindi di avere una quantificazione prospettica della pensione che ci si può attendere. Da tempo Ca' Foscari segue a 360 gradi i problemi pensionistici. Dal problema di come i giovani percepiscono il problema previdenziale e quindi l'alfabetizzazione finanziaria, cioè quanto gli individui sono in grado di fare i conti per la loro vecchiaia, fino al tema di come la partecipazione alla forza lavoro è importante per garantire i redditi futuri e quindi il fatto che ad esempio i nostri giovani in questo momento hanno carriere molto discontinue perché non hanno, diciamo, il posto fisso, fra virgolette, ma hanno queste continue interruzioni, porterà a delle difficoltà future. Prioritaria la conoscenza per guardare al futuro previdenziale con grande consapevolezza.